Ben ritrovati a una nuova puntata di Un quarto d'ora con, oggi un quarto d'ora con Matteo Gelmetti, senatore dei Fratelli d'Italia. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E come sempre in studio il direttore Matteo Scolari. Buonasera e grazie, benvenuto al senatore Gelmetti qui nei nostri studi. Partiamo con un punto di oltre metà mandato oramai per il Parlamento. Lei, prima esperienza da senatore, come sta andando? Come è stato anche l'impatto con il Senato, con le istituzioni romane? Allora, l'impatto è stato ovviamente molto emotivo, nel senso che per chi fa politica da tanto tempo poter ricoprire un ruolo come quello del senatore è un'emozione ogni volta che si entra dentro l'aula. Devo dire che avendo fatto politica da tanto tempo, sia nel mondo giovanile che poi in tutta la gavetta amministrativa, è un mondo che conoscevo, quindi non era un impatto così catapultato completamente da 0 a 1000, ma gradualmente l'avevo un po' affrontato e frequentato, quindi sapevo già muovermi all'interno degli uffici, di tutte le varie sfaccettature che il mondo romano offre nel bene e nel male, e quindi anche qualche anticorpo rispetto a chi è nuovo l'avevo già sviluppato. Un Parlamento questo segnato dal governo di una figura forte, come insomma ne mancava da diversi anni per quanto riguarda i governi italiani, quello di Giorgia Meloni, tra l'altro del suo partito, una figura talmente forte, un governo talmente solido che a volte i critici dicono soffoca un po' l'iniziativa parlamentare. È così o no? Allora, la figura di Giorgia Meloni, noi che la conosciamo da tanti anni, lo sapevamo che sarebbe diventata una figura molto apprezzata a livello nazionale e anche a livello internazionale, forse più a livello internazionale che a livello nazionale, proprio perché chi vive fuori dall'Italia è completamente scevro da sovrastrutture ideologiche, pensando che abbiamo per la prima volta un Presidente del Consiglio donna e di espressione della destra democratica, della destra che ha fatto tutto un percorso, cosa che peraltro altre realtà politiche, parlo della sinistra, non ha fatto, dobbiamo essere sinceri, e quindi Giorgia Meloni è molto più apprezzata a livello internazionale, tant'è che i media le concedono le prime pagine dei principali tabloid internazionali, che sono sempre date alle grandi figure della politica internazionale. Oggi non voglio essere così presuntuoso nel dire che siamo di fronte ad uno dei pochi statisti che la politica negli ultimi anni ha espresso, e grazie a lei l'Italia siede ai tavoli internazionali con un altro piglio, con orgoglio e con la consapevolezza di quello che è stato e di quello che può recitare a livello internazionale. Quindi vedo gli italiani orgogliosi di avere un Presidente del Consiglio che si siede alla pari con tutti e non dal basso verso l'alto. Io faccio sempre un esempio, visto che è anche una realtà economica questa trasmissione, nel mondo delle criptovalute. Tant'è, oggi c'è un articolo anche su Sole 24 Ore che parla degli stablecoin. Renzi, piuttosto che Conte, li paragono a delle criptovalute tout court, quindi che sono molto voluttuose, che possono avere dei picchi, ma poi crollano. Giorgia Meloni è uno stablecoin, cioè è una criptovaluta, quindi è un prodotto moderno, nella finanza moderna, però è ancorato a dei sottostanti reali, l'oro, piuttosto che l'argento o altri sottostanti che le fanno sì che può avere dei flessi, ma sono dei flessi sempre contenuti, perché è la costanza che fa sì che il prodotto finanziario o politico in questo caso dia i risultati e non picchi alti e bassi. Ed è riuscita anche a stabilire un rapporto di collaborazione e di stima reciproca, a quanto pare, insomma, anche con il presidente Trump. Sappiamo che non è facilissimo, perché proprio anche per il carattere così vulcanico dello stesso presidente americano. C'è un detto, no? Che dici: comportati da re e sarai trattato da re.
Giorgia Meloni si è seduta a questi tavoli da Presidente del Consiglio di una delle nazioni più importanti al mondo e viene trattata da uno del Presidente del Consiglio delle nazioni più importanti al mondo. Poi aiuta il fatto che, a differenza dei suoi predecessori, parla un inglese molto buono, abbiamo visto anche tant'è che corregge i traduttori. Tutte queste cose qua aiutano per creare empatia con l'uomo più potente al mondo. Un'altra stablecoin venendo al territorio veneto è sicuramente Luca Zaia, 15 anni governatore del Veneto, c'è addirittura chi l'ha tacciato di monarchia, ora però appunto finirà il suo percorso. Una valutazione su questo percorso e anche le aspirazioni magari di Fratelli d'Italia in Veneto? Allora, Luca Zaia lo ha dimostrato nei numeri ma anche nella sua attività politica che è stato un bravissimo governatore. Purtroppo per lui il vincolo del doppio mandato c'è ed è rimasto e quindi dovremmo voltare pagina. Io vedo, se guardiamo lo storico dei veneti come propensione al voto, i veneti sono molto governativi, perché quando c'era la democrazia cristiana il Veneto era democristiano, quando ci fu l'avvento del 94 di Silvio Berlusconi, il Veneto aveva una vocazione verso Forza Italia e quindi Galan che ha rappresentato Forza Italia per molti anni. Poi ci fu l'avvento della Lega. Oggi, già da 2 elezioni importanti, le elezioni politiche e le elezioni europee, i veneti hanno dimostrato che stanno guardando con molto interesse, votandolo, perché abbiamo le percentuali più alte d'Italia in Veneto, a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni. Quindi insomma questa è già un'indicazione. A proposito di Veneto, c'è un luogo comune, poi dirà lei insomma se è un luogo comune o meno, che Verona sia un po' dimenticata in Veneto rispetto magari al famoso triangolo Padova, Treviso, Venezia. È un luogo comune o una realtà? No, allora guardiamo sempre lo storico. Dopo Tomelleri non ci fu più un presidente della regione di Verona e si spartirono sempre Treviso, Padova, Venezia. E questo diciamo è un dato reale, oggettivo. Da un punto di vista politico, Verona, a mio modo di vedere, e lo ha dimostrato su alcune partite, se fa squadra, quindi se il centrodestra è unito, i risultati li portiamo a casa. Se ognuno va un po' per la sua strada, cerca di essere così l'unico interlocutore, il divide ed impera. Quando tu sei diviso sei più debole, quando sei unito invece hai una forza, una massa critica tale che può permettere a Verona e al suo territorio di portare a casa i risultati. Quindi questo ci deve insegnare che dobbiamo essere uniti, parlo del centrodestra ovviamente, dobbiamo fare squadra, perché se facciamo squadra i risultati li portiamo a casa. Facciamo un esempio pratico, l'abbiamo parlato prima della trasmissione, Collettore del Garda. Collettore del Garda, un'opera importantissima, fondamentale, strategica per il nostro territorio, magari non conosciuta, ma fondamentale perché se per caso il Collettore del Garda avesse qualche problema, l'abbiamo visto solo per una piccola percentuale di quello che può causare un problema piccolo, quello che è successo con l'Acqua Torri, che è rimbalzato in tutta Europa creando anche danni d'immagine e cancellazioni di presenze di turisti. Se ci fosse un problema più grande col collettore, ci sono alcuni che hanno fatto degli studi, noi andremo indietro di 50-60 anni con tutto quello che ne consegue. Oggi il lago di Garda per tutto il territorio veronese, non solo per la sponda del lago veronese, è una risorsa incredibile, perché quando durante il lago d'estate, soprattutto d'estate, ma è un turismo che dura quasi tutto l'anno ormai, perché sono stati bravi a dare un'offerta variegata, quando c'è brutto sul lago di Garda, Verona si riempie di turisti. Quindi ormai c'è questa attività simbiotica tra quello che è il lago di Garda e il territorio della nostra città, e anche della Valpolicella, di tutto il mondo che ha un'offerta turistica che ormai non possiamo più farne a meno. Senta senatore, avremmo dovuto fare squadra di più in passato anche
dal punto di vista finanziario, perché si è espresso, lei tra l'altro fa parte della commissione parlamentare sulle banche, si è espresso anche pubblicamente sul caso Cattolica, ma insomma dichiarazioni anche sull'ex Banco Popolare, ora Banco BPM. Ci siamo persi qualche occasione per fare sistema, come ha detto. Verona era la seconda piazza finanziaria dopo Milano, tant'è che Milano ci guardava anche con molta attenzione, nel senso che i numeri che esprimeva il nostro territorio erano numeri da città, da grandissima città. Purtroppo questi asset anno dopo anno li abbiamo persi o sono stati molto ridimensionati. Cattolica proprio l'abbiamo persa. E come diceva lei, nella commissione d'inchiesta di banche e assicurazioni ho tirato fuori di fronte al presidente di IVAS, Signorini, la sentenza del Consiglio di Stato che insomma ribalta un po' quella che è stata la teoria che voleva che Cattolica, oltre ad una governance non adeguata, avesse dei dati, degli indici di sofferenza importanti, che quindi doveva essere fatto assolutamente nel giro di pochi mesi un aumento di capitale di $500 milioni in pieno Covid, cosa che per una assicurazione che era una cooperativa, fare un'assemblea straordinaria con centinaia o migliaia di soci era praticamente impossibile, si faceva difficoltà a riunirsi in due. Quindi questo è un tema che è una ferita che purtroppo è ancora viva per noi e per tutto il territorio veronese. Andremo a fondo, vogliamo andare a fondo su quali sono state le ragioni vere che hanno portato questa perdita. Ho un'idea, un progetto per cercare un po' di ristorare quello che era Cattolica per il nostro territorio. Speriamo di portarlo a casa, non per me ma proprio per il territorio. Cioè, oggi noi dobbiamo avere sempre una visione non personalistica, non individuale, ma per la nostra comunità. Cosa le chiedono i cittadini o anche gli imprenditori? Lei da ex vicepresidente di Verona Fiere, insomma, sicuramente ha costruito rapporti in questi anni. Cosa le chiedono quando la incontrano per strada a Verona? Quali sono le necessità? Gli imprenditori ti chiedono attenzione per quello che è il tessuto economico imprenditoriale. E devo dire che il nostro governo è molto vicino alle imprese. Noi vogliamo diventare un supporto alle imprese e non una zeppa, un qualcosa che invece va sempre a guardare il dettaglio e mai quello che può essere la risorsa che l'impresa genera. Quindi con tutte le serie di operazioni che il governo ha messo in atto, con decreti ad hoc, quindi con cose reali e concrete, penso adesso noi ogni anno il governo, cosa che gli altri governi non facevano, facciamo ogni anno un decreto per le PMI. Adesso è al Senato, proprio perché le PMI, che è il tessuto principale che abbiamo qui, perché abbiamo gli unicorn cosiddetti, cioè delle multinazionali importanti, ma abbiamo soprattutto un tessuto di piccole e medie imprese che chiedono o lanciano tanti anche gridi di aiuto. Il governo ha un'attenzione proprio per quello che è questo tessuto, piccole e medie imprese, sia da un punto di vista normativo, quindi c'è oggi questo decreto che è in votazione, adesso è in commissione e andrà in votazione tra poco al Senato, poi andrà alla Camera, sia anche da un punto di vista del credito. Ha citato prima il problema BPM, OPS di Unicredit su BPM. Se andasse in porto questa OPS, questa offerta di pubblico scambio, sarebbe un problema per il sistema delle PMI, perché si ridurrebbe l'offerta di credito. Oggi le nostre imprese lavorano con tante banche perché devono avere tutta una serie di inequilibri, ovviamente, ma di interlocuzioni con più realtà creditizie. E sia Unicredit che il banco BPM sono due realtà che sono nate nel nostro territorio, quindi fanno parte di un'interlocuzione privilegiata che i nostri imprenditori hanno col sistema bancario. Se si riducesse sarebbe un grosso problema, soprattutto in un Veneto
che ha già visto 2 banche importanti del territorio sparire, la Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza. Quindi oggi dobbiamo dare molta attenzione a quella che è l'offerta di pubblico scambio di Unicredit su BPM. Il governo ha fatto bene a porre dei paletti importanti, applicando anche il Golden Power, perché per il nostro territorio io ho lanciato uno slogan che chi vuol bene a Verona non vuole che l'OPS di Unicredit vada in porto. Andiamo verso la chiusura con la domanda di alleggerimento finale. Finita la politica e il lavoro, cosa fa Matteo Gelmetti nel tempo libero? Beh, c'ho una famiglia da seguire e poi ho delle passioni, oltre lo sport, gioco a padel con gli amici, che insomma è uno sport che vengo dal mondo del tennis, più semplice, però molto più gioco, molto più facile anche dal punto di vista atletico, quindi non è che richiede un impegno, una costanza. Poi la mia passione principale è il mondo sempre legata al mondo dello sport, è il Verona, e quindi io sono un grande tifoso del Verona e cerco sempre di informazioni, adesso cerco di capire questa nuova proprietà che intenzioni ha. Ho visto una maglia non bellissima, la prima maglia non bellissima, che anche i tifosi non hanno apprezzato, però come ho scritto in un mio post, è importante quello che sta sotto la maglia e chi la maglia la riempie di sudore, perché se il sudore è volontà, abnegazione, sacrificio, i tifosi possono anche chiudere un occhio rispetto ai risultati sportivi, ma apprezzano quello che poi il calciatore o la squadra mette come impegno. Ecco, davvero da ultimi 10 secondi, lei ha vissuto da bambino lo scudetto, quest'anno 40° anniversario, 85, insomma, che ricordo ha di quell'impresa irripetibile? No, un ricordo bellissimo, perché è stato il mio primo anno di abbonamento che mio padre mi aveva fatto e ho fatto la mia prima trasferta a Milano col Milan, quindi proprio è stato un battesimo col fuoco, come si può dire, e è un ricordo che condiziona anche oggi, condiziona nel bene e nel male, certo. Perché ovviamente essendo entrato in questo mondo con il massimo dei risultati, l'asticella è sempre alta, ormai mi sono abituato sempre ad abbassarla sperando poi di rialzarla quanto prima un giorno, e confidiamo in questa nuova proprietà che sappia rispettare quello che il Verona rappresenta per noi veronesi. E anche per il calcio italiano, perché insomma... Per il calcio, sì, rispetto per il calcio italiano, ma il primo rispetto deve essere nei confronti dei veronesi, che non sono gli azionisti formali, ma sono uno stakeholder, forse lo stakeholder più importante che ha il Verona oggi, perché è come si parlava prima di sottostanti in finanza, forse il tifoso è il sottostante più importante per una squadra di calcio, perché le squadre di calcio di plastica abbiamo visto che fine che fanno. Allora, vedremo come andrà la prossima stagione del Verona. Grazie per la presenza al senatore, grazie al direttore Matteo Scolari. Grazie Alessandro, grazie senatore Gelmetti. E si chiude questa puntata di Un Quarto d'Ora Con. Vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali Radio Adige TV, Daily Verona e tutti i canali anche social Verona Network. Grazie, buon proseguimento.